Non sarebbe morto subito, ma dopo molte ore Franco Bernardo Bergamin, l'anziano ucciso nel suo appartamento in questa palazzina di via Papa Giovanni XXIII a Limena. Questa è la ricostruzione fatta davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio di garanzia lo scorso 8 marzo da Alessio Battaglia, il quarantenne triestino in carcere per il delitto. Secondo quanto ammesso da Battaglia, la morte dell'80enne sarebbe arrivata al culmine di una lite. Lui avrebbe sferrato all'anziano un pugno e un paio di schiaffi, buttandolo a terra nella giornata del 22 febbraio. Un racconto che non convince la procura e i carabinieri che stanno indagando. L'autopsia ha riscontrato che la morte di Franco Bernardo Bergamin è avvenuta in modo rapido per la frattura dell'osso del collo, diversamente da quanto raccontato da Battaglia. Un'indagine tutt'altro che conclusa. Si attendono infatti riscontri dei conti correnti dei due perché il motivo potrebbe essere economico. Battaglia potrebbe aver nascosto per giorni il corpo di Franco Bergamin, trovato chiuso in un armadio in 2 sacchi di plastica per utilizzare la pensione, così come economici potrebbero essere i motivi delle continue liti tra i due negli ultimi mesi, con Bergamin che chiedeva a Battaglia, che viveva con lui da più di un anno, di contribuire alle spese di casa.